Santa Margherita Ligure ha confermato la bandiera blu. Nonostante la mareggiata dell'ottobre scorso che ha colpito il Tigullio, Santa in poco tempo è tornata bella e accogliente, ancora con qualche cerotto, ma già con la prospettiva di lasciarsi alle spalle i danni e cogliere l'opportunità di migliorarsi ulteriormente. Nonostante tutto, quindi, la bandiera blu 2019 certifica che anche quest'anno la stagione balneare a Santa Margherita Ligure sarà di primo livello. La Liguria continua a crescere, è la regione con maggior bandiere blu. Santa Margherita Ligure ha intrapreso il percorso e capito e ben compreso quella che è la filosofia del miglioramento continuo e quindi una costante crescita delle performance, miglioramento delle performance ambientali. Un premio per come i comuni del Tigullio occidentale hanno affrontato l'emergenza della mareggiata dell'ottobre scorso. Il Vela Festival, che il weekend scorso ha animato Santa Margherita Ligure, lo ha voluto consegnare ai 3 sindaci nel giorno di apertura dell'evento. Sul palco anche il famoso velista Mauro Pelaschier. Io ho voluto vedere quanto era accaduto perché ho tantissimi amici qui, ho vissuto da queste parti 1000 esperienze veliche, quindi conosco questa zona moltissimo, però volevo vedere con i miei occhi quello che era accaduto ed era qualcosa di veramente terribile. E quindi quello che si vede oggi è che c'è stato tanto lavoro, che la gente ha reagito e questo mi piace moltissimo. La nuova sede di protezione civile è pronta, il prefabbricato allestito nel parcheggio del campo sportivo è stato terminato e consegnato ai VAB Gruppo Lupo dopo aver firmato apposita convenzione. Il comune da oggi ha una nuova sede operativa, non in zona rossa, da cui gestire le emergenze. Un onore sicuramente e anche un onere e una responsabilità che non fa altro che stimolarci per il tempo che verrà. Andiamo, avanti, andiamo. Forza ragazzi. Presso l'ufficio ambiente, oltre ai sacchetti della raccolta differenziata, i proprietari di cani potranno ritirare gratuitamente una bottiglietta per pulire la pipì e i proprietari di gatti un sacchetto di sabbietta compostabile e quindi smaltibile nell'umido. È un'iniziativa nell'ambito del progetto Amico Cane avviato dal comune nel dicembre scorso che vuole ricordare ai conduttori di cani l'obbligo di pulire anche la pipì e ai proprietari di gatti di utilizzare sabbiere ecosostenibili per la riduzione del rifiuto indifferenziato. Domenica 5 maggio Santa Margherita Ligure ha ospitato la seconda edizione di The Beat Dream, concorso per giovani ballerini hip hop che ha portato in città circa 600 partecipanti. A causa del maltempo la manifestazione non si è potuta svolgere all'anfiteatro Bindi, ma è stato necessario trovare una location alternativa. Lo spettacolo non è mancato e neanche le sorprese, come l'esibizione fuori programma del cantante Moreno. Vengo ancora giù dal blocco. Il tuo stile non lo tocco. E chiudiamo dando uno sguardo ai principali appuntamenti in programma nel fine settimana. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.